Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Mariotto Veneziano. Oggi parleremo delle tempistiche in cui le persone che contattano l'esoterista devono affrontare per poter raggiungere magari degli obiettivi. Ma prima di fare questo, il vostro Mariotto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di De Gara, del canale YouTube del vostro Mariotto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri social, nei nostri gruppi social e anche nel sito capitano.altezza.org abbiamo qui sotto il link in descrizione, potete scaricare 20 book gratuiti di radionica e quadranti radiostesici, anche di chiriologia, cioè lettura della mano, e in più abbiamo anche una sezione shop. Vi ricordo che sono stati scaricati 150.000 ebook in 5 anni e più o meno il Marietto ha donato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici. Abbiamo anche una sezione shop dove si possono acquistare prodotti e servizi di De Gara Marietto Veneziano. Bene, iniziamo questa pillola parlando un po' delle illusioni da baracconi del Luna Park che si trovano su alcuni social, nel senso che alcuni esoteristi o tali che si manifestano come tali promettono che in un tot di giorni, 28 giorni, 7 giorni, 2 mesi, vi fanno camminare sull'acqua oppure volare oppure resuscitare i morti. Il problema è che la gente è molto probabilmente forse un pochettino abbagliata, forse un pochettino mancante di conoscenze, forse un pochettino stanca, perché magari li ha provati tutti, avvocati, dottori, preti, notai, insomma tutto a forze dell'ordine, a un certo punto arriva l'esoterista e si fa un pochettino illudere. Nella realtà le cose sono nettamente diverse, proprio perché si vanno a muovere delle energie importanti che sono eteriche, non sono palpabili, non è come accendere la luce in una casa in cui arriva l'energia, no? Quindi bisogna sempre tenere presente che ci sono delle variabili, no? Che bisogna affrontare, bisogna prenderle di petto e sapere che potrebbero influenzare positivamente o negativamente un'operazione magica. Vostro marito vi ha sempre detto 9 mesi, mai prima. Lo ripeto, 9 mesi, anche perché come nella natura un essere umano ci mette 9 mesi a essere, tra virgolette, creato, no? Nel campo eterico, quando si parla di esseri umani, questo è quanto. Quindi praticamente dovete sempre tenere presente questi 9 mesi. Poi c'è sempre l'esempio della Chiesa di Stato che ogni sabato e domenica in alcuni paesi ogni mattina alle 7, 7 e un quarto incominciano a fare le loro operazioni, operazioni magiche, liturgie e quant'altro. Perché questo? Perché chiaramente bisogna continuare a perseverare, stare sul pezzo, picchiare col martello sul chiodo. Chiaro che in questi 9 mesi bisogna operare, no, ci sono casi in cui bisogna operare più volte in un mese, no, a dipendenza delle varie lune, dei vari geni che si chiamano, oppure una volta al mese, ma almeno per 9 volte, per il semplice fatto che, come spiegato prima, l'essere umano ci mette 9 mesi e bisogna creare questa forza. Tutti quelli che arrivano prima vi dicono che in 28 giorni con una operazione risolvono il caso. Spero che capiate che è una pura illusione. Certo, ci può essere colpo fortunato, no? Però diciamo che in linea di massima, quando uno si attiva per, non so, un'anima gemella, oppure per proteggere la propria attività, proprio, non so, studi di avvocatura, un farmacista che magari più farmacia, è chiaro che bisogna pianificare una strategia in cui la cosa funzioni. Poi è chiaro un'altra cosa, quando la cosa è lanciata, no, teoricamente, anche se fatta solo una volta, va, però è chiaro che un piccolo granellino fa una cosa, una grossa cosa ne fa un'altra. Quindi chiaramente più le ripetizioni vengono fatte e meglio è. Poi, come vi ho spiegato, nel cammin facendo ci possono essere delle variabili che non si erano calcolate, variabili karmiche, avvenimenti che non si sapevano quando si era iniziato.
Quindi dovete sempre tener presente che se la Chiesa di Stato tutte le santi domeniche perpetua questa cosa qua, un perché ci sarà. E loro sono quelli praticamente che hanno in mano un'economia potentissima al mondo. Questo perché vi dico? Perché molte volte ci contatto persone che dicono: "Ma quello là ha detto in 28 giorni cammina sull'acqua". Quello là lo riesce a fare, il marietto veneziano no, per il semplice fatto che sono delle grandi favole, no. Poi ci vuole materiale buono, di qualità. Chiaro che si può andare anche al supermercato a comprare candele, ad esempio, di bassissima qualità, ma i risultati chiaramente hanno un altro effetto, capite? Quindi quando ci contattate dovete sempre tener presente, no, che ci sono dei costi importanti che riguardano il tempo, la conoscenza e la qualità dei materiali. E il tempo, cioè dovete sempre mettervi in testa che ci vogliono 9 mesi, come minimo, no, e non è sempre detto che dopo 9 è chiaro che poi quando hai lanciato per 9 mesi la cosa va da sola, no, però ci vogliono queste tempistiche. Se qualcuno vi dice che in 28 giorni o qualcosa di prima o qualcosa prima riesce a fare meglio, secondo me è un bel luna park, eh. Bene cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima, ciao.